Tipo, te la fai una foto con te che è il nuovo comandante? Ah, te che è il nuovo comandante? Dopo doveva stare il mese dopo. Intanto grazie a tutti di essere qua. Io mi sono appuntato delle cose qua perché sicuramente non Non sono usate, grazie a tutti, non vuol dire a me, richiede tutti in orario di lavoro, vediamo un'ora per Intanto non abbiamo fatto l'applauso d'accoglienza, quindi lo interrompo io. Presente! Signor Presidente del Consiglio, signor consigliere comunale, signor segretario comunale, grande Salvatore, si scusate, comandante della stazione dei Carabinieri di Bresciano di Monci, cari colleghi, vi ringrazio di mio cuore per essere qui presenti in questo momento particolare del 2020. Sembra ieri, ma sono trascorsi 33 anni e 7 mesi dalla sua assunzione presso questa pubblica amministrazione. Infatti, sono in servizio da gennaio 79. L'emozione è data dal fatto che tutte 16 istituti che mi hanno assunto a ora di sogno per gli anni. Tutti successivamente l'amministrazione è affidata da Giorgio Calduno, che si scusa per non essere presente, e infine l'amministrazione dell'attuale sindaco Angelo Spino. Applauso. Questo giorno è stato assunto poi il mio comandante, il maggiore Tutino Bellano, che ringrazio per la sua disponibilità nei miei confronti. E qua, dov'è? Sì, ringrazio per la sua disponibilità nei miei confronti e per gli insegnamenti impartiti, che mi hanno fatto crescere nella professionalità, nel senso del dovere e nella difesa dei valori. Sono entrato con la qualifica di vigile urbano, in sostituzione del brigadiere Peronzo Salvatore, per poi essere promosso brigadiere e quindi bresciano successivamente sotto di me. Dal 1 luglio dell'anno 2004, andata in pensione del maggiore Tutino, ho assunto la nomina della carica di comandante del corpo della polizia municipale. Grazie all'onore da parte del sindaco Angelo Spino, che qui voglio ringraziare pubblicamente per la fiducia accordata. Indossavo il grado di capitano e includevo quindi la carriera con il grado di maggiore. Grazie signor sindaco per la fiducia concessa. Un grazie particolare lo voglio rivolgere ai miei colleghi, gli ispettori di piedi, che mi hanno collaborato e messo in condizione di servire meglio alla collettività. Grazie signor segretario comunale per la disponibilità e la simpatia dimostrata. Nel poco tempo ci siamo frequentati. No, però no. Grazie a tutti i colleghi per la collaborazione e la disponibilità dimostrata nei miei confronti e con l'uno di patente ancora. Un grazie di cuore ancora lo desidero rivolgere al Presidente dei Comitati dei Festeggiamenti per la premura e la disponibilità che dimostra nei confronti degli appartenenti del corpo di impiego in occasione delle feste che si sono seguite nel corso degli anni. Grazie a Antonio Congeni, comandante della stazione carabinieri di San Gregorio, per essere anche tu quando sei in questo giorno particolare. Sono sicuro che come ci hai fatto fino ad oggi sarai particolarmente generoso e disponibile come ci hai dimostrato nei confronti della collettività albertese che ci ha distinto ed evento il tuo collaboratore, sempre presente e attesi di giornalieri e giocatori comuni. Un particolare ringraziamento va a fare Salvatore Salvaccio per le belle parole che ha proferito nei miei confronti e nei confronti del corpo criminale del Paese. Mi attesto ad andare in crescenza, ma sicuramente il mio pensiero ce lo mette alle porte ai miei colleghi, sempre disponibile nei miei confronti. Mi scuso se nel corso della mia lunga carriera abbia potuto portare una suscettibilità di qualcuno, sicuramente non l'ho fatto per tutti. Desidero inoltre ricordare con molto affetto chi purtroppo non è più consigliere comunale, assessore e il sindaco Vincenzo Carlino, che ho avuto il piacere di conoscere.
che mi ha fatto successivamente consentire di raggiungere i risultati che oggi ho. Grazie per la disponibilità e la collaborazione che mi hai offerto per raggiungere questo obiettivo. Per me è grande. Ringrazio questa amministrazione comunale che mi ha consentito di chiudere la mia carriera con serenità e rispetto della legge. Voglio augurare un sacco di bene a tutti e un augurio particolare va rivolto al mio sindaco Angelo Spini per il prossimo impegno elettorale. Grazie a tutti. Io volevo approfittare e rubarvi 2 minuti e non mi sono preparato il discorso. E prendere il discorso per ringraziare nel nome di tutte le amministrazioni, perché io sono un continuo dell'amministrazione comunale di Valderne, per dire che sicuramente tutti hanno apprezzato il suo lavoro, anche se il lavoro naturalmente dei vigili urbani non solo a Valderne ma in tutte le parti del mondo è un lavoro molto particolare, perché avete dei momenti quando siete bravissimi, avete dei momenti quando siete nella bocca di qualcuno che è stato timidi, perché ci sono delle cose che penalizzano le tasche delle persone e quindi sono sempre discutibili o messe in discussione. Naturalmente noi non mettiamo in dubbio la correttezza offerta dal vostro corpo, così come iniziata dal comandante Tutino nei tempi quando io sono arrivato, perché io sono arrivato e il comandante era Bernardo Tutino. Successivamente devo dire, nella storia delle persone che noi stiamo anche ricordando, allora c'era il Presidente del Consiglio, il dottore Alfio Caffio, così per una passeggiata e non ledere l'equilibrio di nessuno proponemmo in una via sperimentale la promozione del allora che cos'è? Maresciallo tenente, del tenente Pavone a capitano, per fare in modo che potesse comandare in via sperimentale. Vediamo come riusciamo, se riusciamo abbiamo fatto bene. Sapevamo che allora il tenente Finocchiaro era in servizio da un'altra parte e che lui aveva fatto la scelta di essere fuori, quindi abbiamo fatto questo tipo di scelta di cui sicuramente non ci pentiamo e oggi siamo orgogliosi di averlo visto portare al comando dei vigili urbani la sua carriera e finire oggi con questo grado di maggiore, Quindi ritengo e prendo l'occasione per ringraziare Pippo Pavone per aver espletato sempre con maggiore passione il suo servizio dedico alla collettività. Non so se qualcuno dei suoi colleghi vuole prendere la parola, comunque Pippo noi ci diciamo veramente grazie di quello che fa. Volevo sapere un'altra cosa, come noi abbiamo congedato anche un'altra persona, ma non passa nulla. Ma tu guarda, non ha presentato? Io l'ho presentato. Così ti facevamo un applauso anche a lui. Ma ha fatto bene nel fatto, quando ogni modo ci hanno soldi. Nel fatto, non è la dottoressa Domacca, dai. Mi raccomando, che già nel fatto mi vini, quindi da staccare. Con l'occasione, premesso che il comune di Valderne ogni tanto si onora e si pregia di poter comprare anche questi cresti e l'occasione in pietra lavica, no? La domanda lo possiamo dare oppure facciamo tempo? Sì, no? Tanto paghi tu in tutti i casi. Il comune di Valderne, nella qualità dell'amministrazione,
del Consiglio dei suoi colleghi vuole omaggiare il comandante di questo resto. Ora un lenzuolino per asciugare le lacrime del nostro comandante e poi qualche pomodorino per mangiare. Noi siamo prontissimi. Accomodatevi. No, aspettiamo prima il comandante che si avvicina. Che mia magari. Dell'occasione, visto che il sindaco mi ha incaricato di appunto la nomina di cerimoniere, volevo portarti a conoscenza che noi tutti dipendenti, come è il nostro solito fare di arrivare sempre in ritardo in tutto, allora, noi oggi non siamo pronti, però a breve il nostro presente sarà sicuramente attesonato e come anche i colleghi della polizia municipale, che non ci smentiamo. No, aspetta. Siamo Ti devo dire la verità. Assessore e consiglieri. Vi devo dire la verità. Noi abbiamo optato per scelta di non essere oggi qua presenti con il nostro omaggio. Primo, perché avevamo la preoccupazione che tu piangesti. Io ti conosciamo. Secondo, perché magari poteva venire qualche agitazione, qualche partecipazione, non l'abbiamo voluto. Perché volevamo veritare con te e quando la prossima ci viene a trovare non dobbiamo trovare quello che dice. Pensiamo a altre cose. No, non te lo dico. Hai pensato a me, ma non te lo dico. Non so quando non esce Signori, io vi invito a